Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Agrigento. Questa mattina nella sede del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle in via Atenea si è insediato il nuovo comandante, il colonnello Gabriele Baron, che prende il posto del colonnello Edoardo Moro, che dopo 2 anni lascia la città dei Templi per assumere un prestigioso incarico a Milano. 46 anni, originario di Roma, il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Agrigentina arriva dagli uffici dell'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione di Roma. Laureato in Scienze per la Sicurezza Economico-Finanziaria, Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha prestato servizio nelle sedi di Bressanone, Pordenone, Pedrazzo, Orvieto, Vicenza e Trieste, ma ha ricoperto anche incarichi importanti, quali quello di comandante del nucleo di polizia tributaria di Livorno e nucleo speciale di polizia valutaria di Roma. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Agrigento, il sindaco, il presidente del Libero Consorzio Comunale, i vertici della magistratura, i comandanti provinciali di Carabinieri, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e delle altre forze di polizia del territorio. Nel suo saluto il colonnello Moro ha espresso viva gratitudine alle autorità e rivolto il proprio ringraziamento a tutti i finanzieri, evidenziando i risultati operativi ottenuti dal corpo nei settori di contrasto ai reati tributari, al riciclaggio della spesa pubblica, nonché all'attività di prevenzione antimafia. Il nuovo comandante ha espresso sentimenti di riconoscenza e orgoglio per la funzione attribuitagli, assicurato al comandante regionale della Sicilia, il generale di divisione Roberto Manna, anch'egli presente alla cerimonia, il proprio impegno nel proseguire la missione istituzionale della Guardia di Finanza nel territorio provinciale in tutti i comparti dell'azione operativa. Ma seguiamo le interviste. Rimane ancora qua ad Agrigento. Fino a qualche giorno fa ero proiettato verso il ritorno in Lombardia, da cui provengo, dove lì ci sono i miei affetti, c'è mia moglie, ci sono i miei 2 figli, ma l'emozione è cresciuta, quindi sto lasciando un pezzetto del mio cuore e l'ho detto, l'ho narrato nel mio messaggio, insomma, ho rivolto a questa terra tutto il mio affetto, mi sono battuto, ho detto, per questa terra e per i suoi cittadini, perché meritano tanto, meritano di più. E questo ho fatto, ma non l'ho fatto da solo, l'ho fatto con una grandissima squadra. E quindi veramente sento oggi di lasciare un testimone importante, che il collega che mi è stato accanto in questi 5 giorni era seduto accanto alla mia scrivania, quindi è entrato in quell'osmosi positiva, ha tanta voglia di fare, quindi veramente sento di non abbandonarla, ecco, questa terra. Ci ritornerò, già vi dico quando, 2 agosto 2027, eclissi totale di sole, quindi avrete questo privilegio ad Agrigento, che sarà l'unico posto d'Europa in cui si vede questa straordinaria bellezza, che si unisce ovviamente alle straordinarie bellezze del territorio che in questi 2 anni mi hanno accompagnato nelle cerimonie, ma mi sono potuto godere ovviamente quello di bello che c'è. E le difficoltà ci sono, non le possiamo nascondere, però ognuno qui fa la sua parte, questo lo assicuro a tutti coloro che ascolteranno questo discorso, lo facciamo tutti insieme, col questore, col comandante dei carabinieri, col comandante della capitaneria di porto, col comandante dei vigili del fuoco e con il nostro prefetto, i nostri prefetti, perché i prefetti cambiano anche come lo facciamo noi, quindi su questo assicuro a tutti i cittadini che tutto proseguirà e gli attestati che ho ricevuto anche con le lettere di tanti cittadini, potete continuare a rivolgerle sempre qua, via Atenea 238, adesso al colonnello Gabriele Baron, che riceve veramente tutto il mio augurio più grande perché possa essere interprete insieme a tutti gli altri, insomma, dei bisogni di questa terra, di questa popolazione che veramente merita tantissimo, e quindi credo che sia lo spirito più giusto, cioè pensare al cittadino e a quello che può ricevere dall'azione importante di contrasto alla criminalità, di contrasto agli evasori fiscali, a tutti quelli che remano contro, no? Perché diventano gli approfittatori, no? Coloro i quali usano gli stratagemmi, le scorciatoie e mettono in difficoltà chi opera nella legalità, che rappresenta sempre la maggioranza assoluta. Colonnello, arriva ad Agrigento in questo comando importante, sicuramente un territorio che ha bisogno di molta attenzione. Certamente, ma arrivo con entusiasmo, arrivo incontro persone che hanno tanta voglia di fare e con loro affronterò questo percorso. Agrigento è terra di mafia. Certamente, però il nostro compito è quello di esercitare le nostre prerogative di polizia economico-finanziaria per garantire il più elevato grado di sicurezza ai cittadini di questo territorio. Arriva in un momento particolare Agrigento, capitale della cultura. È anche un onore e un privilegio a questo punto. E il nostro impegno sarà
contribuire a elevare il livello di sicurezza in questo contesto. Nel suo discorso ha parlato pure di Livatino. Quando si affronta il servizio si ha bisogno di alcuni modelli a cui rifarsi. Entrare quotidianamente in questa caserma e incrociare lo sguardo del monumento del Beato Livatino è un qualche cosa che ci consente di affrontare la nostra quotidianità con uno spirito ancor più pronto ad affrontare ciò che il servizio ci chiama a fare.